Ciao ragazzi, volete vedere il lago di Garda da Sirmione a Riva in un colpo solo? Guardate un po'. Pronto Manuel? Partenza! Via! Non è una foto. Ah, ok. Partenza! Poppiamo Manuel! Woo! Oggi vi porto in un posto straordinario, un luogo che è esattamente al confine fra la terra, il cielo, la neve e l'acqua. Quattro elementi tutti messi insieme qui, ai piedi del Monte Baldo e appena sopra il lago di Garda. Dove siamo Marco? Beh, dunque, oggi ci troviamo all'arrivo a monte della seggiovia Pra-Alpesina, a quota 1900 erotimetri. Cosa c'è intorno a noi Marco? Ma intorno a noi c'è il mondo qua, c'è l'Adamello, la Presanella, il gruppo del Brenta, piccole Dolomiti ovviamente. Qui davanti a noi abbiamo il Monte Altissimo che è 2100 metri, poi da questa parte c'è il Monte Carega, c'è il Monte Tomba e giriamo, facciamo tutta una panoramica esterna dalle cime Pozzette che è qua sopra, il Longino, Valdritta e il rifugio telegrafo che rimane dietro. Siamo al centro del mondo. Siamo al centro appunto attorniati da belle montagne. Siamo sopra Malcesine, guardiamo il lago di Garda, uno spettacolo straordinario, tra l'altro ho beccato un giorno favoloso. Beh sì, è stato fortunato oggi, veramente. E questa è una terra che si può gustare tutto l'anno, anche se con bellezze, con ricezione e con sensibilità diverse, perché gestire questa struttura d'inverno non è facile. Qui la neve è tutta bio, primo luogo, vero? Sicuramente, sì, noi non abbiamo purtroppo neve artificiale, di conseguenza dobbiamo sempre prepararci a priori logisticamente con i nostri gatti, con le nostre attrezzature ed aspettare ovviamente che ci mandi qualcosa dal cielo e ovviamente saper subito gestirla e posizionarla nei punti giusti per poter aprire la stazione. Quanti chilometri di piste avete qui? Qui abbiamo circa 10 km di piste, dal campo scuola, diciamo, dal Paperino alla pista nera che si trova proprio qui sotto la Pralpesina. C'è un muro che ha oltre il 40% di dislivello, Certo. per cui una pista per i più esperti. Esperti come lui, perché Marco Menotti è qui sopra da un qualcosa come 55 anni, c'ha praticamente una vita passata qui sopra. E cosa vuol dire aver accompagnato questo posto per tutti questi anni? Ma è stata una crescita con la famiglia e loro piano piano mi hanno avviato insomma qui in montagna e io ho preso man mano che passavano gli anni anche un po' di fiducia ovviamente nel territorio e soprattutto esperienza. Non deve essere facile però, perché d'inverno bisogna gestire le piste praticamente a mano e d'estate bisogna venire qua tutti i giorni con la funivia. Esatto, esatto. Beh, sì, l'inverno, come dicevo prima, per noi è molto difficile perché ultimamente le stagioni si stanno protraendo sempre più avanti e riusciamo difficilmente a fare il Natale, non avendo appunto la neve artificiale, e di conseguenza siamo sempre un po' ristretti. L'anno scorso è andata meglio perché abbiamo fatto un paio di mesi Certo. di stagione. Quest'anno siamo su un mese circa, però siamo riusciti a gestirla anche quest'anno con la poca che ci ha dato. Tu Marco, sei qui, dovete affrontare tu e la tua famiglia, siete la balia della natura, in balia della natura in sostanza, no? Sicuramente. Cosa vuol dire per voi questo? Mettersi alla prova ogni giorno? Esatto, qui i cambiamenti sono notevoli, ovviamente in montagna sapete benissimo che il tempo cambia in continuazione, bisogna essere pronti al sole, al bello, quando arriva la gente dare accoglienza e è brutto, la nebbia, le bufere e via dicendo quando c'è brutto. E allora noi ci siamo gestiti ovviamente a essere comparati con le due situazioni. Marco, essere qui comunque è una scelta, vero? Sicuramente, sì, certo, è una scelta questa, bisogna avere passione per stare in montagna con tutte le sue controversie e con tutti i fattori positivi, che ce ne sono parecchi, Certo. altrimenti non sarei qua. Meno male. E tra Esatto. questi aspetti positivi che anche Strudel.
Eh Lei è un sì, invito ad sì. andare. Ah, ok. Demo. Andiamo, vabbè. Andiamo a vedere. Un posto straordinario, bellissimo, non facile da gestire perché qui si è sempre in balia degli eventi atmosferici e dell'andamento della natura. Il brutto ma anche il bello di questa vita. Perché continui a portarla avanti così, con questa passione, Marco? Perché la mia famiglia mi ha portato qua da giovane e cerco di portare avanti tradizione familiare, anche per quella passione ovviamente, e di vivere il territorio. Questa è una roba importante per me. Altrimenti andrebbe tutto perduto. Altrimenti va tutto perduto, perché come sai benissimo tante realtà vanno a morire perché la gente si distoglie dalle montagne, va di Certo. qua, va di là a cercare che cosa non si sa. Invece io ho mantenuto e manterrò, presumo, questa tradizione e cerco di trasmetterla alle mie figlie, questo è importante. Grazie, grazie davvero Marco, sempre una testimonianza preziosa venire qui. E adesso speriamo che arriva a Strude. Adesso arrivo a Strida. Ciao ragazzi, alla prossima cattirata. Wow.